Andiamo Presidente, e con tutta la compagnia, salutiamo San Martino!
È nato in mezzo mare, Michelema, Michelema, è nato in mezzo mare, Michelema, Michelema. O una scarola, o una scarola, o una scarola, o una scarola.
Pablo! Basta che c'è sto sola, che c'è rimasto mare, non è ancora una canzone per cantare, che ha avuto, che ha rata, scordammo ciò passato, si menava il paese. Anelia e Carmine! Chi sto paese da sole, chi sto paese da mare, chi sto paese da tutte parole, sotto cesso amare, sono sempre parole d'amore. E Antonio! E stiamo io e là, e dice la mamma tua si deve far male, che stiamo io e là, e dice la mamma tua si deve far male. Oh, certo 900, mi tira a busciare, addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rapusciò. Valentina e Matteo! La bimba fa sentire tre canzoni, che tutto paradiso da cantare. Sospiro la musica e passione, roba che solo a Napoli si fa. Grazie Giuseppe! Se gira bota se na tu chiami cicciondone, na tu chiami per bacire che lo fatte nirani come te. Elena e Luca! Niente rosa incappucciata, rinda martuna miscata, latte rosa e latte da facetta in coppa fatta. Non c'è bisogno di caravatti di una concetta, come l'ha fatta mamma da io saccio meglio te. E Pablo! Ma tu stiamo le bricce da razza che mi pari, a sotto tenuto zucchero e la coppa mare sì, ma è tanta caccia a girare, ma è tanta caccia a curare, io dolce sotto la tazza fino a mo' che m'ha d'arrivare. Funigula, goppa yamma ya, funigula, yamma, goppa yamma ya, yamma, goppa yamma ya, funigula, goppa yamma ya, funigula. Ta ta Totto sorella già asciuga. Na 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 na. Ta. Urte cazzuna con un stemmarella, una cupulella che vi si era alzata, passa scampagnando battureta, con mano appagata fa guardare. Tu parla americana, senti a me che tu papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, o ti senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi per camel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu parla americana, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente, ok Napolina, tu parla americana, come te va capire chi te va bene,
ti senti di stupare. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi per cammello, chi devi dare la borsetta di mamma, tu parla americana, americana, americana. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta nient'altra, ok Napolita, tu parla americana, tu parla americana, whisky and soda and rock and roll, whisky and soda and rock and roll, whisky and soda and rock and roll. Pensavo che io non venuto, mi stavo in a base. Io devo passare qua. È caduto. Provincia di Caserta, Campania. E andiamo avanti. Intanto la novità di quest'anno qual è? Oltre a me, ovviamente, Certo, abbiamo una grandissima novità. Quest'anno siamo in diretta streaming su internet, per cui gli amici, i parenti dei gruppi che si stanno esibendo da qualsiasi parte del mondo possono guardare la trasmissione. Saluta la telecamera. ciao chiunque mi guardi da casa. Mia Ecco. mamma è qua, gli altri non lo so. Allora, abbiamo anche dei ringraziamenti da fare. Sì, assolutamente. Dobbiamo ringraziare intanto i collaboratori della Proloco Vitese per le escursioni che hanno organizzato ai gruppi qui presenti. Ringraziamo in particolare Agostina Marchese, Mirko Surdi, Francesco Cangemi, Loris Levante, Vito Gullo, Alessia Cappello, Manuel Cangemi e poi anche la Proloco di Salemi e la Proloco di Castellammare del Golfo per l'ospitalità. Facciamo un applauso a tutta questa gente che ci dà davvero una mano molto importante a far conoscere il nostro territorio, le nostre bellezze ai gruppi. Poi abbiamo da ringraziare le cantine Trapanesi Riunite, la cantina Colomba Bianca che ci ha offerto il vino da dare ai gruppi durante la loro permanenza a vita. Adesso passiamo a questi begli amici che vengono dal Cile. Sì, il gruppo si chiama Gruppo Danza America, appartiene all'Università Metropolitana delle Scienze e dell'Educazione di Santiago del Cile ed è composto da studenti laureati e professori dell'università stessa. Sono diretti dalla professoressa Vilma Della Rivera. Danza America è un gruppo di proiezione folclorica, si dedica allo studio di preservare e divulgare l'espressione di musiche e danze cilene e latinoamericane. Dal 79, anno della fondazione, Danza America si è presentato nei vari e più importanti scenari cileni e ha anche partecipato in prestigiosi eventi di livello mondiale, raccogliendo ovunque meritati applausi per la qualità artistica, attrattivo e varietà ai suoi programmi. Questa sera a grande richiesta ci ripropongono il Rapa Nui. Rapa Nui o Isola di Pasqua è situata nel centro dell'Oceano Pacifico, è un'isola di grande bellezza naturale e possiede una misteriosa cultura ancestrale. I suoi canti e danze sono un'offerta agli dèi, agli spiriti guerrieri, alla pioggia e all'amore. Signori, il gruppo Danza America, Santiago del Cile. Sì.
Aroeira, con papá, quiero con papá, quiere ni hey, con papá, quiere ni hey. Como está Aroeira, con papá, quiero con papá, quiere ni hey, con papá, quiere ni hey. Kimana te mata, liki, unia tu hey, hote a karoni, aku aku hey. Iki, Yuri aku hey, hote a karori, aku hey. Hey, ma aku akiraro hey. Hey, ma aku akiraro hey. Hey, ma aku akiraro hey. Fa, fa, fa.
Kihoko Maoa Hima o tinga uta hatori ya oiaka heiaka Haururu pukao akarani anga Hetomo tomo pukao teregi wahanga Itemo tumo tieu kau kau o tieu Papu opu o tieu tua o tieu Iau ikiriki akaringa hinganga Itemo ai Ko horue ko hanga Tito ke Kere matapea e kararuru kihiwa Toruha, hiva o tinga uka hatori a oiaka heiaka hanga Ururu pukao hakarani anga Eto moto mo pukao tere hiva hanga Ite motu moti eu, kau kau o ti eu Hapu hopu o ti eu, ikua o ti eu Iau ikiriki, akarina hinganga Ite mo ai, ko horue, ko hanga Tito ke, kere matapea e ngararoru ki Te va a caer
Davvero bravi questi amici del Cile. Fantastici. Danza America, da Santiago del Cile. Allora andiamo avanti, ma prima di andare avanti, domani sera che facciamo? Domani sera diamo appuntamento a Salemi, piazza Alicia. Per Prima in Piazza sì, Libertà. Sì, scusate. Prima in Piazza Libertà. Faremo questa fiaccolata, faremo la prima fiaccolata della pace, perché poi in fondo il folklore, l'unione di questi popoli che vengono qui, che si incontrano, di razza, di cultura diversa, di religione diversa, è un segno di pace molto importante che si dà soprattutto ai giovani che vivono insieme a noi questa esperienza. Per cui domani ti do di nuovo a te la parola. Quindi alle 21 in Piazza Libertà, dopodiché si trasferiranno tutti in Piazza Alicia, dalle 22 ci saranno di nuovo le esibizioni di tutti i gruppi. E allora adesso pensiamo al gruppo che sta entrando, vengono Dalla Serbia. No, come si chiama la città? Perché tu hai una pronuncia spettacolare. Io già l'ho dimenticato. Versatz. Allora, racconto questo aneddoto magari molto veloce. Tu non c'eri perché sei stata l'unica a non venire in Serbia nel 2007, se non ricordo male. E noi siamo andati proprio a Versatz. E arrivati alla frontiera, dove ci hanno chiesto i passaporti, la frontiera russa, ci hanno detto dove dovete andare, per cui siccome è scritto Versak, noi abbiamo detto dobbiamo andare a Versak, e quello ci guardava. Dove dovete andare? Dov'è? Versak. Finché gli abbiamo fatto leggere, dice Versak, e siamo riusciti a passare, tu non c'eri. Non ho rischiato di restare abbiamo alla portato il frontiera. tapiro d'oro per la Sì, tua infatti. assenza in Serbia. Allora, presentiamo il gruppo folk Lazan Ancic Versace Serbia. Continui però a chiamarlo Versatz. No, a me così mi insegnarono, che vuoi mia? Versace. Il gruppo è fondato nel 1919 ma sotto un altro nome. Nel corso della sua esistenza il nome fu cambiato più volte e adesso sta lavorando nella casa dove il celebre scrittore Lazan Ancic è nato a Versace, e con gesto di gratitudine in ricordo a lui il gruppo prese il suo nome e sotto questo nome esiste dal 2000 e funziona con grande successo. L'obiettivo principale del gruppo è quello di preservare e mantenere la loro tradizione e di trasmettere il patrimonio culturale unico alle generazioni future. Il programma è molto ricco, ci sono canti popolari e danze da diverse regioni della Serbia in costumi colorati, accompagnati da un'orchestra che suona strumenti tradizionali. Ha partecipato a numerose manifestazioni vincendo numerosi premi e riconoscimenti. Hanno numerose partecipazioni a diversi festival internazionali di folklore come in Romania, Ungheria, Germania, Austria, Italia, Spagna, Grecia, Svezia, Canada e America. Signori, gruppo folk Lazan Ancic. Versatz, Serbia.
Ci vado pure io con papà. De a montones, no hay como el americano. Para conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. ¿Y cómo es que lo consigues? Si no es cantando canciones como ese cielito lindo que alegra los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantarnos alegra si el no hay otra cosa más linda que las mañanitas frías. Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías, que nos traen mucha alegría, emociona el cuerpo mío, que los sones tabaqueños y un mariachi tapatío. El mariachi suena con alegre son, oye como alegra mi corazón. Suena la trompeta, suena el guitarrón, el violín se queda lo mismo que yo. Es la canción mexicana la que se merece honor, por ser la más primorosa y alimento en el amor. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Que si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
llegar, pollitas anda buscando. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán. Ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán. Ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Por ahí viene el gavilán, viene por la nopalera, con las jovencitas las de 15 primaveras. El gavilán viene por la nopalera, con las jovencitas las de 15 primaveras. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán. Ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán. Ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Qué bonito gavilán con sus alitas plateadas, pero más bonitas son las solteras no casadas. Qué bonito gavilán con sus alitas plateadas, pero más bonitas son las solteras no casadas. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán. Ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Ay, 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 chinita, qué maldito gavilán. Ay, 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 chinita, no te vayas a enamorar. Hojas de papel volando, negrita de mis pesares. Hojas de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo pegando. Mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic.
ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores,
молотила, на шесточке веяла, Сорвикину выносила, кого надо видела. Я на печке молотила, на шесточке веяла, Сорвикину выносила,
Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, жгучие пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страданий нет, где вражды запрет. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Вы сгубили нас, очи черные, унесли навек наше счастье. Очи черные унесли навек наше счастье. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, да нашей луною, да слезы дождь, чтоб пролетит меня, да старинною, да сеструнною, что по ночам так мучила меня. Да уходим, пели мы за даром, понапрасну ночь жди. Если мы покончили со старым, каждой ночи эти отошли. Дорогой длинною, да ночной луною, да слезы дождь, чтоб пролетит меня, да старинною, да сеструнною, что по ночам так мучила меня. Даль родную новыми путями нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проедем
Anche loro. Leonardo, facciamo un po' di vino per ci aspetta, andiamo a fare i ragazzi. Allora, arriviamo al gran finale. Intanto ti sei cambiata d'abito. Quindi, come ogni festival che si rispetta, Ma non siamo a Sanremo. si cambiano. A proposito, il prossimo anno vuole montata una scala da dove deve scendere con i tacchi, si è montata un po' la testa. Comunque, andiamo avanti e presentiamo l'ultimo gruppo, lo conosci? Ma ne ho sentito parlare, Bene o male? ma direi abbastanza bene. Meglio così. Allora, il gruppo che ha organizzato tutto questo, questa Ambaradan che ha portato questa gente qui a vita, è il gruppo Sicilia Beda.
Picciotte, ma che ci siamo, facciamo un poco di festa. Attacca, maestro! Ora ti sono lo Mariolo, navigando la poesia, e non mi cuore piglialo volo, da come spinta a cantare. Una vicinita, fatta di rose faccio sta bella, che non c'è sigla che da simiglia, fanno le luci la pavaretta. Fatta di rose faccio sta bella, che le luci mia. Questa è la notte senza consolo, da lontani mi illuminato, mi resta solo lo Mariolo, non posso dare una caluciata. E da lontani mi illuminato, mi resta solo lo Mariolo, non posso dare una
ed era l'esibizione del gruppo folcloristico Sicilia Bedda. Si concludono così le esibizioni dei gruppi e inizia la cerimonia di chiusura di questa 16ª edizione del festival. Mi sento un po' solo. Che si è licenziato già? Allora, cominciamo a chiamare sul palco i gruppi che hanno reso vita alla 16ª edizione del Festival Internazionale Folklore Città di Vita, suonando gli inni nazionali. Iniziamo dal Cile. Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. Abbiamo sbagliato inno. Non c'è scritto Messi, C'è scritto Messi. Cile, Filarmonica, Serbia, Lega. Mexicanos al grito de guerra, que la en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Niño patria, tus sienes de oliva, que la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir
tiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Clarolini da Buenavista Guerrero, Messico. E adesso tocca al gruppo Vesien Zoni, Russia. 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 Allora, il prossimo è il gruppo folk Lazanancic vs Serbia. Serbia. E adesso sale sul palco l'ultimo gruppo. Sale sul palco l'ultimo gruppo che insieme al gruppo Sicilia Beda rappresentano l'Italia. è il gruppo Aria Nova. Luviano, Campania.
aperta la 16ª edizione del Festival Internazionale del Folklore Città di Vita. Intanto chiamiamo sul palco il sindaco Antonino Accardo e gli assessori che sono presenti, la presidente della Proloco Vitese, che ringraziamo per la collaborazione che ha prestato al festival, e dobbiamo ringraziare gli sponsor che ci hanno dato una grossa mano nel pubblicizzare la manifestazione. Dobbiamo ringraziare varie persone come il signor Presti, il signor Catania, il signor Maniscalco, Bianco Luciano che ci ha dato le piante, poi dimentico qualcuno. Dobbiamo ringraziare un grosso ringraziamento al preside, che è stato assolutamente disponibile e ci ha concesso le scuole per poter ospitare i gruppi. Poi ringraziamo naturalmente il Comune di Vita, che come sempre ci dà la possibilità di dare vita a questa manifestazione. Io credo che non dimentico nessuno, tutti i ragazzi della Proloco che ci hanno dato una mano a portarli in giro per la provincia, i gruppi stessi, a tutti i vitesi che hanno partecipato in maniera eccezionale alle serate che abbiamo organizzato nel cortile. Grazie Nicola. Ogni anno noi finiamo così, tu ringrazi l'amministrazione e poi l'amministrazione ringrazia te. Intanto io mi rivolgo agli amici di questa sera che hanno assistito a questo spettacolo e vorrei sapere da voi un aggettivo per definire lo spettacolo di questa sera. Trovatemi voi un aggettivo, io non ci riesco. L'unico aggettivo che noi possiamo prendere è un grosso applauso per i gruppi che si sono esibiti. Grazie. Voi questa sera non avete visto uno spettacolo qualsiasi, erano dei gruppi magnifici, provenienti da tutto il mondo, uno più bello dell'altro. Le loro tradizioni le hanno rappresentate in maniera formidabile. Io credo, a mia memoria, che questo sia lo spettacolo più bello a cui ho assistito, senza nulla togliere agli altri spettacoli, ma questi sono veramente dei gruppi molto ma molto bravi. E se noi questa sera abbiamo assistito a questo spettacolo, il merito principale è di Sicilia Bedda. E un grosso applauso va meritatamente al gruppo di Sicilia Bedda. Che da 16 anni, dico 16 anni, un anno dopo l'altro lo migliorano e quest'anno sono arrivati veramente, insomma, a livelli che io non so se è possibile andare oltre, ma loro ci proveranno sicuramente. Io so qual è l'impegno per organizzare uno spettacolo del genere, io so quali sono i sacrifici, io so che questi ragazzi sacrificano il loro tempo libero, sacrificano le loro famiglie, anche se intere famiglie fanno parte di Sicilia Bedda, per portare a vita un piccolo comune, un comune di 2200 abitanti, uno spettacolo che sicuramente meriterebbe altri palcoscenici molto più importanti, ma noi invece lo siamo in questo periodo, nel mese di agosto diventiamo noi importanti, perché la Russia, il Cile, la Serbia, l'Italia con la Campania, il Messico hanno portato qualche cosa di incredibile, la loro voglia di vivere, tutto ciò che le loro tradizioni, ciò che è bello nelle loro nazioni. Quindi il mondo, amici miei, è fatto così, è fatto di queste cose. Poi ogni tanto noi in televisione sentiamo delle brutte notizie, ma io ripeto sempre ogni anno, l'uomo non è cattivo, l'uomo è questo qua, quello che noi abbiamo visto questa sera, e noi ci dobbiamo sforzare di mandare avanti questo messaggio. Difatti il gruppo di Sicilia Bedda domani darà inizio ad una fiaccolata per la pace, perché tutti assieme dobbiamo gridare forte che abbiamo bisogno di pace, non abbiamo bisogno sicuramente di guerre, di morti, di sangue. Questi ormai non devono fare più parte della nostra, nel 2011 non devono fare più parte della nostra vita. Dobbiamo gridare a grande voce pace, e noi dal nostro piccolo comune gridiamo, vogliamo pace nel mondo intero. Basta, io finisco qua perché è tardi e vi ringrazio di essere fermati.
Quindi ringrazio anche la Proloco comunque, caro Nicola, per il supporto che ha dato all'iniziativa del Festival del Folklore, per aver accompagnato i gruppi. Ma io lo so che la Presidente Scavuzzi e tutti quelli che si fanno parte della Proloco, dov'è? Mi preoccupa. Quindi so che lei si impegna molto, e anche lei e i suoi della Proloco dedicano il loro tempo per far conoscere il nostro territorio e per offrire a chi è ospite quanto di meglio c'è nella nostra provincia, quindi grazie anche a te. Quindi io, Nicola. Allora, prima della consegna delle targhe, volevo dare la parola al presidente dell'Associazione Sicilia Beda, che poi è quella che nel suo piccolo, con grande fatica, riesce a realizzare quello che forse, se si ci pensa in maniera serena e razionale, se non si fosse un poco pazzi, non si potrebbe fare. Allora io naturalmente tutti i ringraziamenti ufficiali li ha fatti il nostro portavoce, cioè la voce del festival, Nicola. Io il ringraziamento che ogni anno faccio è ai miei ragazzi, perché secondo me meritano un applauso davvero caloroso. Ora non voglio dire altro, solo che poco fa quindi Nicola parlava di pazzia. Ora a noi la pazzia non c'è finita, giusto? Pensiamo all'anno prossimo, solo che per scaramanzia, come dice Nicola, non lo vorremmo chiamare 17ª edizione, ma 16 bis. Allora capisco che è tardi, quindi passiamo alla consegna delle targhe, quindi do la parola di nuovo a Nicola. Allora, noi iniziamo dalla Campania. Il rappresentante del gruppo della Campania sta arrivando. Poi diamo velocemente queste targhe, dopodiché finiamo come sempre con Vittima Crozza tutti insieme, e poi avremo una piccola sorpresa nel nostro piccolo per tutti voi. Eccola qua, la signora Francesca, rappresentante del gruppo Aria Nova di Ruviano, provincia di Caserta. Avete un paese splendido, dei cittadini stupendi e calorosi, hanno reso una vita felice, un piccolo tempo nel grande spazio della nostra vita, non vi dimenticheremo mai. Grazie a voi, grazie tanto a voi. Adesso il gruppo della Serbia, da Vršac. Serbia, un paese tra l'altro splendido, abbiamo visitato e davvero ne vale la pena andarci, e vale la pena pure andare in Russia. Noi dovremmo partire, se tutto va bene, se il Signore ci accompagna, il 1° settembre per Mosca. Allora presentiamo il gruppo Vesienzuri dalla Russia. America Centrale, gruppo Tallini da Buena Vista, Messico. Un gruppo molto caliente. E infine il gruppo che è arrivato
giovedì perché era impegnato in un festival a Leonforte e quindi è stato meno giorni con noi, ma non per questo con meno affetto e meno legame di amicizia. È il gruppo Danza America da Santiago del Cile, Cile! E infine al gruppo organizzatore, gruppo folcloristico Sicilia Bedda. L'unico gruppo che non si è presentato in coppia è stato Sicilia Bedda, quindi la coppia l'ho fatta io in questo caso. Allora adesso dobbiamo dare un altro premio, è quello che diamo ogni anno in memoria di un nostro caro amico che suonava un bumbolo, Sciusciavando bumbolo, e ci ha lasciato qualche anno fa, noi lo ricordiamo sempre e lo ricordiamo in maniera molto simpatica, semplicemente con una targa da dare a uno strumento. Lui era strumentista, noi lo diamo a uno strumento. Quest'anno abbiamo deciso di darlo a uno strumentista, fra l'altro è uno che oggi compie 41 anni, per cui doppio applauso. Il premio lo diamo in riconoscimento a Filiberto come strumentista più simpatico. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias a nombre de mis compañeros del Mariachi San David. Y gracias a todos ustedes. Credo che trovare 160 persone sul palco, 162, 63, 64, 65, 66, 166 persone sul palco dimostra che il festival c'è. Siamo al presente, il festival c'è, ci sarà e auguriamoci di più Sicilia, ma non ne contiamo più, basta. Ci sarà, ci rivediamo il prossimo anno, speriamo di ritornare nella data precedente, i primi di agosto, comunque in base a come si riesce a organizzare al meglio in agosto. Quindi appuntamento al 2012 con il 16° PIS Festival Internazionale Folklore Città di Vita. Grazie a tutti. Grazie. Adesso tutti insieme con Vittina Crozza. Vittina Crozza,